Nessun corteo per i No Green Pass, ma una manifestazione statica in piazza Eremitani tra le 16 e le 20. È quanto emerso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato in prefettura in vista di un sabato denso di manifestazioni, tra cui il convegno all'università, dove era stata annunciata la presenza del ministro Lamorgese, che invece si collegherà solo in videoconferenza. Sono tutte ovviamente attenzionate e con un congruo numero anche di personale delle forze dell'ordine. Abbiamo la manifestazione, un grande evento che si terrà presso l'università, un'altra davanti al comune e poi quella del presidio fisso del movimento No Green Pass. Però ecco, laddove c'è il dialogo ovviamente si suppone che tutte le varie asperità, le criticità vengono superate. Si confida nel rispetto reciproco, l'auspicio è quello della collaborazione dei movimenti No Green Pass e No Vax per tutelare al contempo la loro libertà di manifestare, il proprio pensiero e la necessità di sicurezza pubblica. Collaborazione che è stata la bandiera del questore Fusiello, la prima donna in carica a Padova, che si appresta a lasciare la città del Santo per dirigere la questura di Bologna dopo un anno e mezzo. Ho lavorato molto, ma la grande soddisfazione è di aver raccolto diverse istanze dei cittadini per le criticità che erano presenti nei loro quartieri. La cosa bella che mi porto con me è l'esperienza padovana, laddove ho riscontrato una collaborazione non soltanto fra tutte le istituzioni, prefetto, questura, le altre forze dell'ordine, da parte del sindaco, da parte dell'assessore alla sicurezza, da parte anche della stessa polizia locale, ma forte collaborazione anche da parte dei cittadini. Qui arriverà Antonio Sbordone, attuale questore di Perugia.